Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Come d'abitudine il sabato trascorreremo un'ora assieme con tutte le ultime novità accadute in Veneto e i collegamenti con le nostre varie redazioni. C'è molta cronaca nera nel nostro notiziario di oggi. Vediamo subito una notizia di poco fa: un catenaccio rivestito in gomma per la chiusura delle biciclette è stato appeso da ignoti alla linea elettrica ferroviaria nella stazione di Montagnana. Il fatto è avvenuto l'altro ieri, è stato reso noto oggi, è stato notato da degli addetti delle ferrovie dello Stato che lo hanno rimosso dopo un paio d'ore e presentato un esposto alla Polizia Ferroviaria di Padova. Sull'episodio ora indaga la Digos della Questura di Padova, coordinata dalla Procura del capoluogo euganeo. La presenza, se non fosse stato rimosso, di questa catena avrebbe potuto provocare dei danni serissimi sulla linea ferroviaria. Noi rimaniamo in provincia di Padova e cominciamo col primo collegamento di questa mattina. Siamo sempre nell'ambito della cronaca nera, ma se vogliamo è con un risvolto che può anche strappare un sorriso. Andiamo ad est, dove ci sono Federico Fusetti e Francesco Ratai per raccontarci di un rapinatore che è stato messo in fuga da un cagnolino. Lo vediamo già inquadrato. A te, Federico. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Sì, hai detto proprio bene, insomma, è una vicenda di cronaca, ma per fortuna è una vicenda che alla fine strappa anche un po' un sorriso. Buongiorno al signor Emanuele Sartori. Buongiorno a lei. Buongiorno, siamo all'Oasi del Pesce, quindi il ristorante bar storico, perché ci raccontava che ha più di 100 anni. E cosa è successo? È entrato un rapinatore, ma il rapinatore se n'è poi scappato. Com'è andato? Gambe levate. Erano le 18:40 di mercoledì scorso, è entrato uno travisato con passamontagna e di corsa si è fermato proprio in questo luogo e qui e ha puntato il coltello alla mia compagna, che aveva in braccio la bambina di mia figlia di 1 anno, e ha chiesto dammi soldi continuamente. Mia figlia al momento è stata un po' pietrificata, io ero vicino alla cassa. E in quel momento lì, dopo ha visto che la cosa si faceva veramente seria, ha cominciato a urlare. Simba e Emma, l'altro cagnolino, si sono avventati contro. Noi abbiamo preso coraggio, gli siamo andati, io sono venuto contro anche di lui, e questo si è levato dalle gambe tirandosi Simba per i piedi perché l'aveva attaccato. Quindi l'aveva morsicato? L'aveva morsicato di sicuro. E come mai? Cioè, com'è scattata? Anni forse, quell'individuo lì. No, speriamo proprio di no. Ma cosa ha fatto scattare questa reazione di Simba? È sempre così, molto affettuoso, molto attaccato alla bambina, a tutti noi, come tutti io sai naturalmente, perché sono una razza incredibile, noi ne abbiamo diversi. Quindi. Però non ve l'aspettavate che reagisse così? No, non ci aspettavamo in quel momento lì, anche perché noi eravamo pietrificati, lui invece ha cominciato la lotta contro il malvivente, che è un po' così di sicuro. Dimostrava anche segni di nervosismo, molto nervosismo. Tanta paura avete preso? Cioè, siamo stati bloccati all'inizio e dopo la notte non siamo riusciti a dormire perché è un shock incredibile. Frutti ne abbiamo avuti, ma il frutto è diverso, questa è una rapina, è tutta un'altra cosa. Puoi vedere il coltello? Puoi vedere il coltello impiantato sulla gola, non è una cosa piacevole. Ma sono delle indagini naturalmente in corso, sono arrivati poi i carabinieri? I carabinieri sono arrivati immediatamente, proprio quasi subito, solo che io vedo col buio che c'è là in fondo, che non c'è lampioni della luce, non c'è niente, e si è dileguato. Non si sa se c'è un complice, non si sa se si è nascosto in qualche parte, ma succede. Però insomma, per fortuna il lieto fine è che se n'è andato. Che se n'è andato e che ha preso un morso, più che altro, ma quello è stato un bel ricordo. Filippo, allora da Deserto d'Esti, Francesco Ratai, ma anche da Simba e dal signor Emanuele, vi restituiamo la linea. Grazie a Federico Fusetti, Francesco Ratai e naturalmente ai loro ospiti. Noi rimaniamo in provincia di Padova, in Alta Padovana, Villanova di Campo San Piero, per uno schianto mortale nel quale ha perso la vita un 59enne del posto, gravemente ferita, una donna. Tragico incidente stradale a Murelle di Villanova di Campo San Piero in via Cavin Caselle. 2 auto si sono scontrate, un 59enne ha perso la vita e una donna è rimasta ferita in modo grave.
L'uomo, residente in zona, Nicola Giacon, era alla guida di una Toyota Yaris che sembra si sia scontrata frontalmente con una Mini Cooper. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco, accorsa dal distaccamento volontario di Borgoricco, che ha messo in sicurezza la zona dell'incidente ed estratto dalla Mini la conducente rimasta incastrata, che è stata poi stabilizzata e trasferita in ospedale. Purtroppo, nonostante i soccorsi e dopo lunghi tentativi di rianimare l'uomo da parte dei sanitari del 118, il medico ha dovuto dichiarare la morte del conducente della Yaris, Nicola Giacon, che viveva poco lontano dal luogo dell'incidente con i genitori, grande appassionato di viaggi. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Una 72enne è stata trovata morta a poche decine di metri da casa sua in via Buscole a Farra dal Pago. A compiere la macabra scoperta alcuni residenti che hanno lanciato l'allarme. Alle 7 stamattina, ma c'era già tutta la gente, tutto. Era lì in mezzo alla strada. Il corpo senza vita di Fiorella Galleazzi, riverso a terra a poche decine di metri dalla sua casa, al 66A di Buscole Alta, tra Farra e Sperta, è stato trovato nelle prime ore della mattinata da alcuni residenti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Ho sentito quello che è successo, sono rimasto malissimo. Mamma mia, ragazzi. 72 anni, originaria di Torino, Fiorella Galleazzi da anni si era trasferita nel Pago e viveva nell'abitazione della madre, una piccola villetta a 2 piani, lo spazio esterno con una rimessa adiacente il cui basculante aperto restituisce scampoli di vita quotidiana. Cosa sia accaduto lo scorso notte è un mistero. Subito si è pensato alla peggiore delle ipotesi, ma le indagini dei carabinieri e gli accertamenti medico-legali disposti dalla procura a breve dovrebbero chiarire la causa del decesso. I vicini sono increduli. La signora Fiorella era più che buona, non faceva del male a nessuno. E allora perché è successo questo? Un giallo al momento senza spiegazioni. Fiorella Galleazzi indossava una camicia da notte. Chi l'ha vista oramai priva di vita avrebbe riferito di avere scorto ecchimosi sul suo corpo, ma al momento le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono aperte e non escluderebbero anche circostanze imponderabili legate al deterioramento cognitivo di cui la donna pare soffrisse da qualche tempo. Come che mi diceva il genero, avevano la telecamera e loro stando laggiù vedevano tutti i movimenti. Ieri sera alle 9 l'hanno vista, stava andando a letto. E dopo cosa è successo? Coordinati dalla procura stanno lavorando i carabinieri del nucleo investigativo e della scientifica che stanno ricostruendo le ultime ore di vita di Fiorella Galleazzi. Cordoglio e parole di vicinanza alla famiglia sono stati espressi dal sindaco di Alpago, Alberto Peterle, a nome di tutta la comunità che conosceva Fiorella, donna generosa, pronta a donarsi al prossimo. Faceva l'infermiera. Andava anche con la macchina lei, prima di ammalarsi. A Venezia invece si è spenta all'età di 73 anni Nica Ford, travolta mentre era in bicicletta da un SUV al Lido nel 2016, un incidente che le aveva provocato lesioni gravissime. Il 7 aprile 2016 la sua vita è cambiata per sempre. Nica Ford, istruttrice di nuoto, campionessa di triathlon, amante del ciclismo, venne travolta da un SUV lungo un rettilineo in via Alberoni al Lido di Venezia. Erano in 4 ciclisti, uno morto sul colpo, lei ridotta in uno stato di coscienza minima con lesioni gravissime ed irreversibili. C'era anche il marito Giampaolo Mora, che da quel giorno l'ha quotidianamente assistita in modo amorevole. La corsa di Nica si è fermata questa mattina, morta all'età di 73 anni, dopo quasi 9 anni di calvario, sempre in ospedale. Ora tornerà a correre tra le nuvole di nuovo con la sua amata bicicletta. Il marito Giampaolo, in passato anche tecnico e dirigente della squadra ciclistica Liquigas al Giro d'Italia, è stato per lei un angelo custode. Insieme hanno affrontato lunghi periodi curativi, anche in una clinica privata in Austria, per tentare ogni possibile anche piccolo miglioramento. Un lutto per tutta la comunità del ciclismo e del Lido di Venezia. Una grande donna, una donna di sport. Ricordo sempre i nostri consueti appuntamenti al Lido di Venezia con i grandi ciclisti. Che dire, Paolo, bravo, ci hai sempre creduto, non hai mai mollato. Ti siamo vicini in questo momento e che dire, anche a nome dell'Unione Ciclisti Lido. Il funerale sarà celebrato martedì alle ore 10:30 nella chiesa di Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia.
Voltiamo pagina e ci spostiamo a Pieve del Grappa, dove ci sono per noi Vanessa Banzato con la collaborazione tecnica di Renzo Rigon. L'Istituto Alberghiero di Fiete a rischio chiusura. Oggi c'è in programma, o forse c'è già stata, se lo dirà tra pochissimo Vanessa, un'assemblea tra i genitori e la dirigente scolastica. Te la linea, Vanessa. Buongiorno a te Filippo, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Si è conclusa da pochissimo l'assemblea cui hai appena accennato tu stesso, tra i genitori dell'Istituto Maffioli con sede qui a Fietta, a Pieve del Grappa, e la dirigente. C'era anche un dirigente che arrivava dalla regione, assente la provincia, che sarebbe tra l'altro la diretta interessata nella gestione degli istituti superiori, la provincia di Treviso nello specifico, come alcuni genitori che sono tra l'arrabbiato e lo sconsolato per quanto è successo. C'è rabbia perché non si arriva a una risposta precisa, o perlomeno la risposta c'è, ma nessuno vuole dirla in maniera esplicita. Sì, la risposta precisa è che la scuola al momento chiude. La scuola chiude per volontà della provincia, del comune e della scuola stessa. Noi abbiamo cercato in tutte le maniere e ci siamo rivolti a tutte e tre le istituzioni, scuola, provincia e comune. A questo punto dobbiamo rivolgersi per forza di cose più in alto. Più in alto significa direttamente il presidente della provincia di Treviso, che ci deve dare delle risposte, ci deve accogliere e sentire le nostre problematiche. Ecco, avete addirittura approfittato della presenza di questo dirigente regionale. Alcuni genitori hanno detto noi ci appelliamo anche al presidente Zaia, se si può fare qualcosa per mantenere questa scuola che è davvero fondamentale per il territorio, per gli studenti, per le famiglie. Certo, siamo disposti proprio ad arrivare al presidente Zaia, proprio perché vogliamo assolutamente una soluzione, e una soluzione naturalmente a nostro favore, perché è importantissimo, abbiamo ribadito più volte, non solo chiaramente per tutte le famiglie, per gli studenti in primis, ma anche per il territorio. È fondamentale preservare questo territorio e dare una scuola di eccellenza proprio a questo territorio, che naturalmente comprende l'area pedemontana e l'area del Bassanese. Comprende infatti tutta la fascia tra il Vicentino e il Trevigiano. Tra l'altro c'è stata una vera e propria levata di scudi, un appoggio totale da parte di tutti i sindaci dell'area del Vicentino e di una parte importante del Trevigiano. Certo. Di cosa c'è bisogno ancora? C'è bisogno di un incontro, c'è bisogno della volontà politica di tenere aperta un istituto qui nella pedemontana, che sia pedemontana trevisana, e siamo ben soddisfatti e felici di rimanere in questa zona, o vicentina se qui chiaramente non ci sono le condizioni. Abbiamo ottenuto anche una lettera di appoggio da parte dei sindaci del Bassanese, molti sindaci, c'è stata un'intervista TV anche di Finco, del sindaco Finco, che ringraziamo, e c'è stata anche una lettera di appoggio da parte dell'IPA, dell'Associazione dei Comuni Asolani, che ci ha dato forza e coraggio di proseguire in questa battaglia, e non ci fermeremo. Adesso attendiamo che, come sembra, la dirigente ci faccia incontrare il presidente della provincia, come oggi ci ha promesso che contatterà già oggi pomeriggio. Cos'è emerso concretamente oggi alla fine? È emerso che i loro programmi l'hanno già fatti, i nostri ragazzi sono già stati assegnati dalla prima alla terza per il prossimo anno a Castelfranco e la quarta a Montebelluna, quindi i nostri pacchi sono già stati assegnati nelle sedi che loro hanno deciso. A noi questo non va. Poi noi chiaramente faremo quello che definiremo di fare, e quindi poi vediamo come andrà. Anche all'amministrazione, voi vi siete rivolti direttamente anche alla sindaca di Pieve del Grappa, la sindaca Rampin, ricordando anche il suo impegno durante la campagna elettorale a mantenere questa sede. Sì, la sindaca Rampin si era proprio espressa per mantenere aperta la sede del Maffioli in Pieve del Grappa, sapendo la validità della scuola e del territorio che rappresenta la scuola. La sindaca giustamente però rappresenta solo un comune della Pedemontana, e tutti gli altri, tutti ci danno manforte, quindi noi non contiamo semplicemente sulla sindaca Rampin, ma su tutti i comuni della Pedemontana, Trevigiana e Bassanese.
A proposito, parlando proprio di amministrazione, purtroppo la prima cittadina è dovuta scappare letteralmente per altri impegni, però abbiamo anche le opposizioni, nello specifico come minoranza Alice Torresan, voi avete avuto un incontro con la Giunta, tra l'altro a dicembre. Sì, noi siamo stati chiamati dalle famiglie e abbiamo chiesto che venisse inserito all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 23 dicembre il punto appunto della discussione sul futuro, le sorti del Maffioli. È stato un incontro dove inizialmente appunto sono state spiegate le varie motivazioni, che sono quelle che abbiamo sentito anche questa mattina. Poi a consiglio chiuso c'è stata una discussione. C'era stata la promessa di fare un incontro con la provincia e con la dirigenza in maniera che i genitori potessero avere delle risposte concrete. Purtroppo siamo oggi, come ancora oggi, ad aspettare questo incontro. Ci dispiace perché sentiamo continuamente uno scaricabarile tra una parte e l'altra. Speriamo che la politica si metta tutta assieme senza guardare i colori politici, ma per una giusta causa, che è quella di salvare una scuola nel territorio e soprattutto di dare una continuità a questi ragazzi. Perché davvero il rischio maggiore è che una volta che appunto i ragazzi venissero mandati o a Montebelluna o a Castelfranco, le classi possano essere smembrate, le tante amicizie che sono create negli anni possano essere davvero non cancellate, ma insomma allontanati tutti quanti questi ragazzi e queste ragazze tra loro, diventa una cosa molto difficile anche a livello proprio sociale. Sì, a livello sia sociale che psicologico, naturalmente da parte dei ragazzi è un grosso impasse, una grossa difficoltà, perché effettivamente le classi verranno smembrate, perché non tutte le famiglie, tutti i ragazzi provengono dallo stesso territorio, per cui dovranno trovare la soluzione migliore anche dal punto di vista della viabilità del trasporto. Io voglio sottolineare anche una cosa molto importante, c'è non solo la fragilità dei ragazzi fragili che hanno bisogno di sostegno, e qui a Pieve hanno trovato un vero e proprio profondo sostegno. C'è anche il problema della dispersione scolastica. E sappiamo che è un problema grossissimo che i centri per l'impiego so che lo stanno affrontando, e è importante che anche la provincia si prenda carico di questa cosa e tenga conto di questo grosso problema. Ecco, vogliamo che anche la provincia prenda atto di questo. Cosa siete pronti a fare a questo punto? Arrivare fino al Presidente della Regione, Zaia, chiaramente, se nel caso abbiamo già aperto un contatto, vediamo se riusciamo chiaramente ad aprirlo in maniera definitiva. Ecco. E voi non vi fermate? Assolutamente no, non lo facciamo per noi, lo facciamo per tutti i ragazzi del territorio di adesso e di domani, perché la scuola non chiude oggi e non chiuderà neanche domani. Insomma, hai sentito Filippo, i genitori sono davvero intenzionati ad andare fino in fondo a far sì che questa scuola, un punto importantissimo per le famiglie, per i ragazzi, ma per l'intero territorio in realtà, resti qui a Fietta di Pieve del Grappa. Per il momento è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato e a Renzo Rigon. Noi proseguiamo con la cronaca, andiamo a Piovene Rocchette per un arresto in flagranza differita. I carabinieri hanno bloccato un uomo accusato di reati da codice rosso. Ad incastrarlo le immagini fornite dalla donna perseguitata. È accusato di atti persecutori l'uomo di 56 anni di Chiuppano, arrestato dai carabinieri di Piovene Rocchette. Ora si trova ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida a disposizione del PM della Procura di Vicenza. Si è trattato di un arresto in differita, come previsto dai casi di codice rosso. Il 56enne infatti era stato avvistato e fotografato nei pressi dell'abitazione di una donna di Piovene Rocchette che lo aveva già denunciato nelle scorse settimane per atti persecutori. Nonostante l'arrivo dei carabinieri l'uomo si fosse già dileguato, le immagini fornite dalla donna sono state sufficienti come fonti di prova. All'uomo è stato convalidato il divieto di avvicinamento e l'applicazione del braccialetto elettronico.
Spaccia stupefacenti e paga con una banconota falsa. Un 22enne è stato denunciato dai carabinieri di Padova. I militari hanno anche segnalato alla prefettura un 19enne tunisino come assuntore di sostanze stupefacenti. I due sono stati identificati durante un controllo all'esterno di un fast food dove si erano scambiati un involucro contenente alcune dosi di droga. Poco prima avevano consumato un pasto al fast food pagando con banconote false. Sono accusati di aver fatto sparire medicinali salvavita dalla farmacia dell'ospedale di Treviso per rivenderli a prezzo maggiorato al mercato di paesi esteri come la Russia. Sono indagati, sono 5 dipendenti dell'ULSS 2. I conti che non tornano, i farmaci che non si trovano. Centinaia di scatole di medicinali antitumorali dal valore fino ai 10.000 euro ciascuna sparite dal magazzino della farmacia ospedaliera di Treviso. Indagine risalente al 2021 che conta 5 indagati, il direttore dell'epoca della farmacia e altri collaboratori stretti. Un furto da 320.000 euro. L'inchiesta partita dopo la denuncia da parte dell'ULSS 2 riguardante delle irregolarità nella conservazione dei medicinali nelle farmacie ospedaliere di Oderzo e Treviso. Dopo un primo controllo dei NAS nell'estate 2021 nel laboratorio galenico del capoluogo e nelle rispettive farmacie. Proprio durante i controlli la segnalazione ai militari da parte dell'azienda sanitaria: alcuni farmaci salvavita erano spariti. Allarme che ha fatto scattare nell'immediato la perquisizione dei NAS. A mancare un centinaio di scatole trovate, alcune conservate nell'armadietto dell'ufficio del direttore della farmacia e altre 69 dentro un sacchetto consegnato spontaneamente ai militari da una magazziniera. 320.000 euro il valore dei farmaci salvavita destinati alla vendita al mercato nero estero ad un prezzo molto più alto, probabilmente diretti anche in Russia. Ma l'ammontare del danno economico per la struttura sanitaria della Marca è rilevante e ancora in via di quantificazione. Indagini ancora in corso. Sulla vicenda l'azienda sanitaria che aveva fatto partire la denuncia non rilascia alcuna dichiarazione, ma fa sapere che sta fornendo la massima collaborazione agli inquirenti al fine di ricostruire con precisione l'esatta dinamica dei fatti. E ora parliamo della istituzione delle cosiddette zone rosse volute dal ministro Piantedosi. Si tratta di localizzare alcune aree delle città particolarmente a rischio, rafforzandone la sorveglianza. Noi abbiamo ascoltato il parere su questo provvedimento da parte dei commercianti di Trieste. Piazza Perugino, luogo famoso nella città di Trieste per risse e accoltellamenti anche gravi. Anche questa da lunedì 20 gennaio sarà zona rossa secondo l'ordinanza prefettizia. Un'ampia area della città che si estende fino a Piazza Garibaldi, Largo Barriera, fino a Piazza Verdi, con controlli mirati di tutte le forze di polizia per arginare gli episodi di violenza. Il prefetto di Trieste ha firmato l'ordinanza che sarà valida fino al 31 marzo. 3 le zone rosse individuate. La prima, un perimetro che racchiude la zona delle Rive, Molo Audace e Piazza Verdi. La seconda, l'area che dalla stazione e largo Città di Santos si spinge all'interno fino a Piazza Dalmazia e Piazza Oberdan. Infine la terza, che da Piazza Perugino si estende fino a Piazza Goldoni, interessando anche l'area di Piazza Garibaldi e Largo Barriera. Il provvedimento prevede anche che il sindaco di Trieste possa valutare l'adozione di ulteriori misure restrittive tramite ordinanza, con limitazioni di orario di vendita e somministrazione delle bevande alcoliche, oltre che dell'orario di apertura di negozi di alimentari compresi in queste zone. Fra coloro che spesso assistono a episodi di violenza nelle aree calde della città, gli esercenti commerciali che ogni giorno lavorano col timore di essere rapinati o che possa scoppiare l'ennesima rissa. La misura sicuramente al giorno d'oggi, con quello che sta accadendo, potrebbe essere utile. Dico potrebbe perché bisogna tutto valutare. Durante le riaperture del mattino troviamo un sacco di problemi, bottiglie rotte, tavoli buttati a destra a manca. Io penso che bisognerebbe più insistere su un inserimento sociale delle persone che hanno difficoltà o che hanno qualche tipo di reato e non vedo che questa sia una soluzione, perché ghettizzare le persone non porta a un risultato per la società collettivamente. È un momento che non è molto felice, no? Certo che bisogna stare un po' attenti, ecco. È favorevole a queste zone in più dove ci sarà più attenzione? Favorevolissimo. Poi la sera io chiudo, vado via e dopo viene fuori il casino. Di sera dovesse essere più controllata. Diciamo che fa piacere che ci stiano provando in tutti i modi e quindi la presenza, diciamo, delle forze dell'ordine, il provarci, speriamo si risolva.
Ed ora parliamo di politica regionale. Al Consiglio federale della Lega, Zaia torna sull'asse con Salvini su terzo mandato e candidatura alle elezioni regionali. Secondo quello che è stato detto, Salvini ne parlerà direttamente con la Premier Giorgia Meloni. Presidente, qui si parla di futuro, di progetti futuri. Continuerà a occuparsene lei? Di cosa? Della regione, della sua economia, anche di questo settore? Mi sfamerò. Una battuta fulminea, ma rivelatrice, quella che Luca Zaia fa a margine della presentazione di Vicenza Oro e che segue a quell'espressione sfameremo Zaia usata dal capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, che tanti mal di pancia interni ha creato a meno di 24 ore dal Consiglio federale che ha segnato l'asse tra Salvini e il governatore del Veneto e quest'ultimo a rompere il silenzio del post riunione. È stato un incontro assolutamente tranquillo e più che intesa, c'è una comunanza di visioni rispetto a quello che dovrebbe essere il futuro di questa regione. Il segretario, ma unanimemente tutto il Consiglio federale, ha deciso che si vada avanti verso la direzione di discutere all'interno della maggioranza per avere la candidatura in Veneto. Insomma, la linea è tracciata, il doppio nodo su terzo mandato e presidenza alla Lega a questo punto dovrà essere sciolto dai leader. Noi oggi confermiamo che il segretario Salvini parlerà con la Meloni, io non ho altro da aggiungere. Quanto a eventuali ripercussioni di uno strappo in Veneto sull'alleanza di governo, Zaia da Vicenza frena. Ho l'impressione che noi mettiamo sempre troppo il carro davanti ai buoi, disegniamo anche degli scenari che poi magari non sono neanche reali. Concretamente noi partiamo da un punto di partenza, una buona amministrazione che ha governato per 14 anni in questa regione e penso che non sia imprescindibile la volontà dei veneti. La Lega prova a vendere cara la pelle, dice l'Azzurro, Flavio Tosi, via Repubblica. Zaia non ha chance. Il concetto, se non ci sarà un candidato presidente di Fratelli d'Italia, ci sarò io. Fa intendere senza tanti giri di parole, ma lo scontro è strisciante. Questo è il post del coordinatore regionale meloniano Luca De Carlo, con su scritto il famelico De Carlo. Sullo sfondo l'articolo del Foglio, dove si attribuisce al leghista Mario Conte una descrizione impietosa degli alleati definiti come famelici, impreparati, perdenti, ma il partito della Premier nelle dichiarazioni ufficiali resta cautissimo. Penso che faccia parte anche del gioco delle parti in questo momento mostrare un po' i muscoli. Nessuno vuole mettere in dubbio lo straordinario consenso che Luca Zaia ha saputo costruire attorno a sé. Allo stesso tempo penso che un partito come Fratelli d'Italia che abbia tutto il diritto sacrosanto di poter sedersi al tavolo, esprimendo una classe dirigente assolutamente all'altezza per raccogliere la sfida del dopo Zaia. E a Venezia il dibattito politico è vivace non solo in regione ma anche in comune, dove dopo la diffusione degli interrogatori resi ai magistrati dell'inchiesta Palude da parte di Michele Zuina e dell'ex sindaca Luciana Colle, le opposizioni chiedono le elezioni anticipate in primavera. Brugnaro si dimetta e si voti in primavera. Lo chiedono tutte le opposizioni in Consiglio Comunale dopo che sono state rese note le dichiarazioni ai magistrati dell'inchiesta Palude di Michele Zuin e Luciana Colle, anche su come funzionasse la Giunta Comunale di Venezia. Di Michele Zuin, dal 2015 assessore al bilancio e alle società partecipate, si legge: quando è presente il sindaco parla solo lui, io e gli altri interveniamo solo se interrogati o solo se il sindaco sta commettendo un grosso errore. Secondo Luciana Colle, per 5 anni vice sindaco di Brugnaro, in giunta non c'è mai stata una vera decisione perché tutto era già stato deciso nel corso di riunioni cui partecipavano tra gli altri Ceron e Donadini, descritti come succubi del sindaco e terrorizzati da lui che spesso li investiva di improperi. Per le opposizioni il quadro è di un'amministrazione costruita su paura e servilismo che sembrerebbe aver cercato di piegare l'interesse pubblico ai vantaggi privati e personali. A prescindere da come andrà l'inchiesta giudiziaria, è evidente che in questi anni c'è stata una sospensione della democrazia in città, non solo attraverso la distruzione di qualunque strumento di partecipazione, ma anche con una maggioranza dove di fatto le scelte venivano prese dal sindaco e avallate, solo ratificate dal resto dei partiti.
Alla luce delle dichiarazioni ai magistrati di Luciana Colle della Lega e di Michele Zuin di Forza Italia, per le opposizioni nessuno della maggioranza né alcuna forza politica che ha sostenuto Brugnaro può pensare di amministrare ancora la città. Zuin e Colle erano stati ascoltati dai magistrati perché presenti all'incontro a Caffarsetti tra Brugnaro e il magnate King Kiat Kwong. Non è più accettabile che ci sia una grande disattenzione di massa, dapprima dal sindaco che non si è accorto di nulla di ciò che succedeva all'interno del suo assessorato alla mobilità in mano all'ormai ex assessore Boraso, e adesso questa disattenzione totale della giunta che non si è accorta di quello che invece stava succedendo sulla questione Pili e Palazzi. L'assessora Colle parla di deprezzamento. Noi all'epoca avevamo parlato di svendita del nostro patrimonio comunale, svendita di quel palazzo, lo avevamo fatto denunciandolo in consiglio comunale, ma anche con una manifestazione cittadina insieme ai residenti. Ora ci colleghiamo immediatamente in diretta con Christian Arboit che si trova con Tommaso Migot a Spresiano, dove continuano le ricerche dell'auto e della donna sul lago Lebandie. A te la linea, Christian. Filippo, buongiorno a te e ai telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Tommaso Migot. Ci troviamo, lo dicevi bene, al lago delle Bandie a Spresiano, dove da ieri sono in corso le ricerche senza soluzione di continuità di una donna veneziana classe 1963 e della sua auto. Da poco queste ricerche sono riprese, c'è stato un briefing che ha visto confrontarsi le forze dell'ordine, i carabinieri con i vigili del fuoco, il nucleo sommozzatori che sono arrivati da Venezia e Vicenza per scandagliare a pettine, così nel gergo, le acque gelide del lago delle Bandie. È una vicenda ancora tutta da chiarire nei dettagli. Come sapete si cercano appunto quest'auto e questa donna veneziana che appunto si sarebbero immerse nel lago nella serata di giovedì verso le 11:30. A suggerirlo ci sono diversi indizi, innanzitutto le coperte e i documenti di identità che sono stati ritrovati qui in riva al lago ieri mattina alle 9, quando è scattato l'allarme. Vicino a questi documenti, vicino a queste coperte c'erano anche dei segni di pneumatico che appunto riconducono a questa scarpata e all'area dove adesso vedete il gommone. Ma siamo davanti a un lago piccolo ma particolarmente profondo. È una cava dismessa, quella delle Bandie, un'area di proprietà di Remo Moso, l'imprenditore storico che tra l'altro ieri è stato nostro ospite e che appunto ci aveva raccontato come dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza dell'area si vedesse chiaramente l'auto della donna che appunto girava e faceva più giri nella serata di giovedì. Insomma, potrebbe essere, lo è con ogni probabilità, un gesto estremo, però per il momento resta un mistero. Non si trovano né il corpo né l'auto della donna. Qui con me c'è il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, che si è confrontato da poco con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco. Sindaco, che notizie ci può dare? Che le ricerche stanno continuando, che adesso c'è bisogno di lasciar lavorare i vigili del fuoco, perché sì, è una ricerca che non è semplice e quindi sì, le ricerche continuano, le notizie sono le stesse che avevamo ieri e adesso speriamo che con queste nuove tecnologie messe in campo si possa risolvere, ecco, quantomeno parte di questo mistero. Ecco, c'è un ecoscandaglio, così si chiama nel gergo, e si sta procedendo, dicevamo prima, a pettine. È un lago ricavato da una cava dismessa che ha delle profondità che arrivano fino ai 30 metri circa. Sì, non è affatto semplice, magari ecco, noi siamo abituati a vedere queste operazioni un po' romanzate anche, no?
si vede il film che recuperano subito. In realtà sono operazioni molto delicate, sono operazioni che richiedono una preparazione e anche del tempo, per cui adesso l'unica cosa da fare appunto è lasciare lavorare chi lo sta facendo e sperare insomma che venga rinvenuto il veicolo. Noi tutti ci auguriamo che non ci siano corpi all'interno, però ecco che si possa insomma risolvere questa faccenda. Perché il tema è che chiaramente finché non viene recuperata né l'auto né tantomeno il corpo resta aperta, resta accesa una flebilissima speranza. Qui sul posto si sono recati poco fa i familiari, restano qui sulle rive i familiari più stretti, siamo chiaramente a debita distanza, perché chiaramente c'è sempre una flebile speranza che magari ci sia stato un ripensamento o qualcosa. Tra l'altro prima Renis Mosole, che è proprietario dell'area, ci diceva che appunto dalle telecamere di videosorveglianza non si vede il momento dell'immersione, quindi diciamo che davvero diventa questo punto fondamentale far lavorare i sommozzatori e i vigili del fuoco. Assolutamente sì, è l'unico modo per avere sì, una risposta che poi dopo, sapete, quando in certi casi non è detto neanche che poi dopo riusciremo ad averla. È chiaro che qualora si dovesse rinvenire il veicolo, l'augurio è che non ci sia nessuno all'interno, perché anche sul numero di persone all'interno, eventuale numero di persone all'interno, non è che abbiamo dato a sapere, per cui insomma vediamo, aspettiamo. Ecco, lei tocca un altro tema. Ieri appunto a domanda esplicita c'è il possibile rischio di coinvolgimento di altri, di terzi, c'è stato detto di no, però chiaramente finché quest'auto non emerge dal lago, insomma, noi possiamo procedere per ipotesi. L'ipotesi principale è quella del gesto estremo, però appunto staremo a vedere l'evolversi di questa situazione. Io la ringrazio infinitamente, sindaco della Pietra. Filippo, questo è quanto per il momento dal Lago delle Bandie di Spresiano con Tommaso Migot, mentre le ricerche sono riprese, lo potete vedere dalle immagini dello stesso Tommaso. Ecco, mentre le ricerche sono riprese, io ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit e anche al sindaco di Spresiano dalla Pietra. Noi naturalmente continueremo a seguire questa vicenda, per ora ci fermiamo per un istante. Nuovamente in diretta con Focus TG, andiamo a Venezia, dove dalle 10 di fronte al Fondaco dei Tedeschi, il cosiddetto polo del lusso, a pochi passi dal ponte di Rialto, c'è stata una nuova manifestazione, questa volta per chiedere tutele. Come sapete i negozi del Fondaco stanno per chiudere, per chiedere tutele anche ai lavoratori in appalto. Per noi Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio. Presidio dei lavoratori del Fondaco dei Tedeschi a Venezia, che al grido di lavoro chiedono sicurezza occupazionale. Dal 1° maggio il Fondaco dei Tedeschi sarà dichiarato ufficialmente chiuso. Di questi soltanto per 226 circa prevista la buonuscita, perché per i restanti 113 invece nessun paracadute. Ne parliamo con Andrea Brignoli della Filmcast CGIL Venezia, perché per questi oltre 100 lavoratori non è previsto alcun tipo di trattamento, completamente dimenticati. Cos'è successo? Sono i lavoratori che lavorano negli appalti. La tattica che stanno usando secondo noi è proprio quella di cercare di evitare di prendersi questo tipo di responsabilità, e noi invece vogliamo proprio che ci sia un tavolo alla presenza però anche dei gestori del gruppo di FS
MVH, perché anche loro si debbano prendere la responsabilità non solo di 226 lavoratori diretti, ma anche di chi comunque garantiva e garantisce i servizi commerciali, che sono i lavoratori diciamo invisibili, che però sono fondamentali per la gestione delle attività giornaliere, e che sono i lavoratori della vigilanza, i lavoratori del bar, della ristorazione, della logistica, dei magazzini, e i lavoratori delle pulizie, della sanificazione, e sono questi i lavoratori che principalmente fanno sì che ci sia la garanzia delle attività produttive giornaliere del commercio. Cercano di dividere, perché dividendo è più facile, come dire, frammentare e riuscire non riuscire in un'iniziativa di tutela. Invece riuscire ad allargare, allora la cosa diventa diciamo più importante e si può anche raggiungere un obiettivo migliore. Ecco, e grazie a Andrea Brignoli. Invece con Daniele Zennaro della Will Trasporti, perché chiude questa attività? Per il debito con i proprietari del fondo, cioè i Benetton. Ecco, si parla di quanti milioni di euro? Si parla di diversi milioni di euro. Però su questa questione secondo me è sfuggito anche a chi ha avuto la trattativa in mano fino ad oggi il fatto che ci sono anche dei lavoratori in appalto, nel senso che se si è raggiunto un accordo da una parte per i lavoratori diretti, anche la stessa Regione secondo me ha una responsabilità ad aver dimenticato 113 lavoratori, 113 famiglie, e quindi credo che un'ulteriore convocazione serve a far sì che tutti questi lavoratori, nel bene o nel male, in termini occupazionali o in termini salariali, vengano messi sullo stesso piano. Oggi non è così e questo dispiace, perché anche la politica in questo senso si è dimenticato di questi lavoratori. Ecco, grazie Daniele Zennaro. Un'ultima battuta, Andrea Brignoli. In tutto questo comunque i Benetton sono stati contattati, cioè si è intervenuti per chiedere anche una dilazione negli arretrati di pagamento. Un affitto che ammonta a quanto all'anno? Non lo so. Si parla di circa dai 2 ai 7 milioni di euro all'anno, quindi per un debito per 5 anni, insomma i conti sono presto fatti. Con la Regione in tutto questo dicevate? C'è stato un tavolo dove si sono presentati i dirigenti di Benetton, ma non hanno assolutamente rilasciato nessuna spiegazione, nessuna intesa di possibile rimodulazione dei loro affitti. Hanno fatto sostanzialmente scena muta. Grazie ad Andrea Brignoli, e chissà che si trovi una... Quando è stato cantiere ancora a questo posto. Quindi voi siete qui da prima che aprisse i battenti il centro commerciale, e quindi che prendono 800 euro al mese, 800, e chi gli va bene porta a casa 1.000 euro al mese, però quel poco che gli permette di riuscire a sopravvivere. Purtroppo tra un mese e mezzo, il 30 aprile, si ritroveranno semplicemente con una lettera di licenziamento e con nessuna prospettiva, ed è per questo che chi ha le responsabilità deve prendersele. I ricchi e i potenti che vogliono calpestare questi lavoratori. Grazie ad Andrea Brignoli della CGIL e a Daniele Zennaro della Will. Con i lavoratori senza occupazione dal prossimo aprile, da Venezia è tutto, linea allo studio. E allora continuiamo a parlare di commercio, ma ci spostiamo da Venezia a Bassano del Grappa, perché proprio la Confcommercio ha avanzato delle richieste al Comune. Sulla politica di gestione e valorizzazione delle aree dismesse interviene anche Elena Scotton, vicepresidente di Confcommercio Bassano. Anche lei chiede che l'amministrazione intraprenda una diversa direzione per il futuro.
È quello che chiediamo da tanti anni, di non focalizzarsi esclusivamente appunto su quello che è l'attività commerciale, ma di pensare anche ad altre destinazioni, quali, non lo so, centri medici che vediamo che comunque sono in continuo aumento, oppure anche, non lo so, case di riposo, comunque delle alternative da valutare e da studiare assieme, perché comunque il centro di Bassano è circondato, ma non solo il centro di Bassano, da tantissimi centri commerciali che in realtà poi via via vediamo che comunque perdono anche il loro appeal. Guardando a ciò che si è fatto, e ci riferiamo alle attività in centro per il Natale, il bilancio è estremamente positivo. 5.000 visite al villaggio di Babbo Natale con 1.500 bambini che hanno ricevuto l'attestato e poi oltre 7.000 passeggeri saliti a bordo del trenino. È stato successo, abbiamo avuto un afflusso importantissimo di gente, di tante famiglie che comunque hanno visitato il villaggio di Babbo Natale, che è particolarmente apprezzato perché dicevamo prima sono state distribuite 1.500 ricevute di Babbo Natale, quindi 1.500 bambini con visitatori sui 5.000 stimati, perché chiaramente arriva tutta la famiglia con gli amici, e quindi sicuramente possiamo dire che così come è organizzato funziona e porta tanta gente appunto nella nostra città. Andiamo a Padova e torniamo a parlare di criminalità, di contrasto alla criminalità, perché la Lega ha avviato una raccolta firme proprio per chiedere maggiore sicurezza. Per me è un onore essere qui. Mi veniva una battuta mentre stavo arrivando qui, che pensavo, quando mi è arrivato l'invito, mi hanno chiesto di venire in quanto studente illustre e forse bisognerebbe farsi delle domande, quindi, perché se insomma la scienza politica ha prodotto me, c'è qualcosa che non va, no? Chiaramente scherzo, ma... Scherza parlando dall'Aula Magna del Bo, la più prestigiosa e solenne della seconda, più antica università del mondo, con quella reverenza che rimane negli studenti anche dopo tanti anni trascorsi dalla laurea. Il presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana, apre con il suo discorso le celebrazioni per i 100 anni della Facoltà di Scienze Politiche a Padova. Il presidente della Camera ricorda il suo periodo universitario da studente lavoratore, auspica che le università aiutino anche gli studenti lavoratori di oggi. Se è possibile, cerchiamo di aiutare quegli studenti che hanno veramente la voglia di imparare e che si sacrificano e magari, non avendo anche le possibilità economiche, lavorano e studiano, perché quello io penso che sia veramente la cifra dell'amore per lo studio. Perché purtroppo non tutti hanno la possibilità di frequentare, non tutti hanno la possibilità di venire, talvolta ci sono anche alcuni che hanno la possibilità di frequentare e non la sfruttano, e invece ce ne sono tanti che magari stanno a casa che vorrebbero studiare ma fanno fatica perché è difficile. Nel 2022 Padova ha celebrato gli 800 anni dalla fondazione dell'Ateneo. Scienze Politiche, con i suoi 100 anni, è un giovane dipartimento vocato alla contemporaneità, come ha spiegato la rettrice Daniela Mappelli. Avere un'università all'interno di una città per il territorio produce sempre moltissimo, non solo dibattito, ma c'è uno spirito critico, c'è il libero pensiero. Poi io lo dico sempre, ricordiamoci che siamo in un'università il cui motto è Patavina Libertas, per cui la libertà anche di espressione. Scienze Politiche è sempre stato un dipartimento che ha vissuto al suo interno la storia del nostro paese e i suoi sconvolgimenti politici, gli anni della dittatura fascista prima e quelli della contestazione e degli anni di piombo hanno segnato la storia di questa facoltà. La facoltà resta tra le più scelte e in grado di offrire opportunità raccogliendo la grande eredità del passato. Tra gli ospiti della tavola rotonda anche l'ex ministro e attuale presidente del CNEL Renato Brunetta, anche lui in passato docente di scienze politiche e alunno. Allora, non era questo il servizio che avevamo annunciato, eravamo comunque a Padova e abbiamo sentito un esponente della Lega come il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Noi ci fermiamo per un istante e poi andremo a Padova a parlare anche di sicurezza. Torniamo a Padova per parlare di sicurezza con una raccolta firme che poi è stata consegnata al prefetto. Più di 1000
1000 firme raccolte in 2 settimane a Padova per chiedere sicurezza. La Lega cittadina le ha consegnate al prefetto Giuseppe Forlenza. Residenti e commercianti chiedono maggiori controlli in città alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno visto al centro dei riflettori Piazza Garibaldi come teatro di tensioni tra giovanissimi culminate con la vetrina di un fast food presa a sprangate da un ragazzo ripreso dai telefonini di tanti ragazzini. Noi chiediamo presidio, controllo del territorio, quello che ci chiedono i cittadini, e soprattutto a seguito di questa escalation di fatti criminosi di questo ultimo mese. Chiediamo anche la possibilità di dotare gli agenti della polizia locale dei taser, allo stesso modo di come è stato fatto per altri agenti delle altre forze dell'ordine, come avviene in moltissime altre città a guida anche di centrosinistra, quindi non capiamo le motivazioni che tengono bloccata questa amministrazione anche su questo fronte. La Lega chiede che la polizia locale venga dotata di taser, che siano aumentati i controlli, e si dice favorevole all'istituzione di zone rosse in città. La proposta di realizzarla anche a Padova è dettata dalla necessità di mettere in atto tutti gli strumenti possibili e utili per poter in qualche modo contrastare questo fenomeno dilagante che è l'insicurezza in città. Ce lo chiedono i padovani, e sono padovani che rispondono anche a ideologie diverse in maniera assolutamente trasversale, perché non ci sono solo elettori Lega o di centrodestra, ci sono moltissimi anche elettori di centrosinistra che riconoscono l'esistenza del problema e che chiedono a gran voce delle soluzioni. Ora parliamo del caso di Alberto Trentini, detenuto in un carcere del Venezuela, un giovane che lavora prestava la sua opera in una onlus, lui è originario del Lido di Venezia. Facciamo il punto della situazione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiamato al telefono la madre di Alberto Trentini per esprimere vicinanza e rassicurarla sull'impegno delle istituzioni. Con una nota di Palazzo Chigi il governo fa sapere di come stia seguendo il caso dell'attivista 45enne veneziano con la massima attenzione fin dall'inizio, attivando tutti i canali possibili per garantire una soluzione positiva e tempestiva. Governo che si appella ai media chiedendo discrezione, necessità richiesta da più voci alla stampa al fine di favorire il buon esito della vicenda. È dallo scorso 15 novembre che il cooperante del Lido di Venezia risulta recluso in Venezuela secondo indiscrezioni in un carcere a Caracas. Nelle scorse ore il ministro Tajani ha chiesto una visita consolare affinché venga anche accertato l'attivista veneziano venga trattato nel rispetto delle regole. Appello condiviso e ribadito con forza anche dalla CGIL Venezia. Bisogna far chiarezza, perché ovviamente non è che si possono arrestare le persone senza capire le ragioni. Credo che sia giusto capire le ragioni dell'arresto, e il governo deve fare tutto il possibile intanto per garantire che il carcere sia un carcere umano, che abbia quelle caratteristiche di rispetto dei criteri umani. Dall'altra parte fare tutto quello che è possibile anche per riportare anche il nostro connazionale che è in Venezuela a casa, come è successo anche per Cecilia Sala. Un brindisi con una pizza ribattezzata Trump, così il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Joe Formaggio ha celebrato l'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Una serata goliardica con bandiere americane, con i 10 comandamenti di Trump che dobbiamo portare qui in Veneto, dobbiamo prenderli e plasmarli qui in Veneto, perché Trump rappresenta l'Occidente e noi siamo occidentali. Una serata a stelle e strisce, la singolare iniziativa lanciata dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Joe Formaggio, che per lunedì sera, giorno dell'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, ha organizzato una pizza e un brindisi aperti a chiunque voglia partecipare. Obiettivo annunciato dal consigliere vicentino, quello di celebrare l'amicizia e la fratellanza tra il popolo italiano e quello americano. Un altro genere di festeggiamento è quello che c'è a Rosà, dove il paese ha compiuto 500 anni, mezzo millennio, per cui scatta una serie di iniziative, a cominciare da un intero numero dell'illustre bassanese. Compie
Compie 500 anni il paese di Rosà. Il 1525 è una data simbolica di periodo tra fine 400 e primi del 1500, nel quale un gruppo di rurali sparsi nella campagna rosatese hanno capito di essere una comunità con rivendicazioni e conquiste che vanno dalla prima assemblea dei capifamiglia del 1483 all'elezione del primo sindaco 1518, allo status di parrocchia del 1525. Oggi, a mezzo millennio di distanza, si vuole celebrare questa prestigiosa ricorrenza tra storie e tradizioni, arrivando sino ai giorni nostri. Un cammino di crescita, di sviluppo a 360 gradi che ha portato ad alti livelli nel campo dell'industria, dell'economia e della cultura quella piccola comunità rurale. E una serie di iniziative da qui alla fine dell'anno sono state ideate dal locale gruppo storico, che ha inoltre collaborato alla stesura del numero speciale dell'Illustre Bassanese, dedicato proprio ai 500 anni di Rosà. Un grazie sentito anche va agli autori, Giuseppe Grandesso e Stefano Zulian, che hanno fattivamente collaborato con dei contenuti assolutamente inediti e importanti, e allo stesso sindaco di Rosà, Elena Mezzalira, che ha seguito con particolare cura la realizzazione di questa monografia. È un numero particolarmente prezioso e importante che vorremmo condividere con la cittadinanza, che andrà distribuito a tutte le famiglie e alle imprese del territorio, quindi un modo per scoprire, conoscere le nostre origini, e questo ovviamente ci può proiettare nel futuro. In tutto questo il gruppo storico ha realizzato anche un logo per immortalare questo traguardo, dove campeggia la scritta 500 con il 5 che riprende la scrittura del XVI secolo, una S allungata, e che fa da contorno inferiore a una colomba che sta per librarsi in volo. La coda alla base riporta i colori di Bassano, perché a quell'epoca il territorio della Rosata era sotto la giurisdizione bassanese. Al centro le due date, 1525-2025, assemblate in numeri romani. Ed ora andiamo a Marghera per raccontarvi la storia di Lisa, 1,60 m di altezza, 27 anni, che come professione guida i mezzi che sollevano i container al porto di Venezia. Non è da tutti guidare un mezzo di 60 tonnellate, in gergo Rechstecker, che solleva container da 30. Eppure Lisa, 27 anni, lo fa con estrema disinvoltura e le piace molto. Insieme alla 26enne Giulia Bello, ora in maternità, sono le uniche due ragazze operative al momento nel reparto area visite doganali del terminal PSA Venice Bacon di Porto Marghera. La mia esperienza è iniziata grazie all'ITS Marco Polo. Ho fatto un corso sulla logistica dove mi ha permesso di fare un tirocinio all'interno di questa azienda. Diciamo che tutto è partito dal gate, luogo appunto del mio tirocinio. Poi successivamente mi è stato proposto di appunto prendere l'abilitazione dello stacker e così ho fatto. Io amo follemente questo lavoro e è solo passione e mi gratifica molto. Bellissimo. Un lavoro che Lisa consiglierebbe anche per la paga. Per la passione che provo io lo consiglierei sempre a qualsiasi persona. È una sensazione fantastica, solo provando si può capire. Ma dominare mezzi così imponenti richiede un notevole impegno, soprattutto mentale. È stancante più che altro a livello mentale rispetto a quello fisico, che comunque sì, cioè ne richiede, ma fino a un certo punto. Bisogna prestare molta attenzione, perché comunque è un mezzo importante, ha una responsabilità molto elevata, però per ora paura no. Speriamo neanche mai nel futuro, però sì, insomma, mi piace. Il Venice Bacon, che ha appena ottenuto la certificazione di terminal a parità di genere, ovvero quando donne e uomini sono trattati con le stesse opportunità, conta 97 dipendenti, dei quali 79 uomini e 18 donne. Lisa però non ha intenzione di fermarsi qui. Qui in Bacon da 3 anni e ho l'abilitazione da 1 anno più o meno. Attualmente sto conseguendo la patente CE per poi in futuro guidare i camion spola, che sono dei camion utilizzati all'interno del terminal per spostare i container, e quindi per ora in programma c'è questo. Poi non si sa, vedremo che opportunità ci saranno, sicuramente di crescita, sicuramente, vediamo. Bisogna sempre imparare cose nuove, sempre. E
Allora in bocca al lupo a Lisa, Focus TG termina qui, vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta, a partire con il telegiornale di Bassano del Grappa alle 18:50, a seguire il telegiornale di Vicenza. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.